Tre cavalli intrappolati in un lago di fango. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Mentre il maltempo continua a colpire duramente il Nuorese, iscriviti e metti like per restare aggiornato insieme a me. La situazione più drammatica è avvenuta vicino alla statale 46 a Oliena, dove tre cavalli sono rimasti quasi sommersi dall'acqua, bloccati in un piccolo lembo di terra senza via d'uscita. Gli animali, terrorizzati, non riuscivano più a muoversi mentre il livello del bacino continuava ad alzarsi pericolosamente. Ma come si salvano degli animali così grandi in mezzo a un'alluvione? Le squadre fluviali dei vigili del fuoco di Nuoro sono dovute intervenire con imbragature speciali, guidando i cavalli con estrema pazienza attraverso la traversata, finché non hanno toccato terraferma. Non sono stati gli unici interventi. Da ieri mattina sono stati effettuati oltre 130 interventi in tutto il territorio. Uomini contro la forza della natura. Momenti che ci ricordano quanto sia fragile il nostro equilibrio idrogeologico. L'allerta è massima. A Orzulei 2 pastori sono stati salvati dopo essere rimasti isolati in un ovile per la piena improvvisa di un fiume, mentre a Villagrande si è temuto il peggio per un uomo che non dava notizie da 24 ore. Persino nel centro abitato di Oliena la paura è reale, con via Melis chiusa per il rischio di crollo di un'abitazione. La Sardegna si riscopre ancora una volta vulnerabile di fronte al maltempo. I soccorsi che stanno avvenendo nella nostra bella isola dimostrano il coraggio di chi protegge la nostra terra. Tu cosa ne pensi della sicurezza nel tuo comune in questi giorni di brutto tempo? Raccontami un po' la situazione nella tua zona. Lascia un like e iscriviti per sostenere l'informazione sarda. Non mi resta che ringraziarti per aver seguito questa notizia. Spero che tu non stia avendo troppi problemi in questi giorni tra forte vento e pioggia. Ciao e al prossimo fatto di cronaca.